Non occorre salire sulle cime delle montagne per incontrare le tracce del lupo, lo testimoniano le immagini realizzate attraverso un dispositivo detto fototrappola installata da Matteo Righetto nel bosco di Valdobbiadene. Faccio fototrappolaggio da qualche anno per passione, ma più che altro per curiosità di vedere cosa succede qui fuori di notte, lontano dagli occhi. E i passaggi sono tanti, cervi, caprioli, tassi, volpi, faine. È, è un mondo tutto da scoprire. Sono diversi ormai i lupi che si sono stanziati tra il Grappa e il Cansiglio. Nel Monte Cesenna è stata accertata l'esistenza di un branco. A inizio mese queste immagini lo hanno immortalato a Valdobbiadene. Inizialmente la sua presenza ha spaventato, in particolare a Cima Grappa dove alcuni animali di allevamento sono stati sbranati, ma la regione del Veneto ha risarcito gli allevatori. Al principio la paura è stata grande, ora però ci sono tutte le premesse per una tranquilla convivenza. Lo spontaneo ritorno del lupo non deve suscitare allarmismi. Sta a noi rendere gli animali domestici delle prede svantaggiose rispetto agli animali che i lupi possono trovare nei boschi. Abbiamo la tecnologia e la metodologia per farlo ed esiste una legge che tutela la specie. Non dobbiamo quindi avere paura e essere terrorizzati dai lupi, non dobbiamo neanche considerarli i nostri amici. Dobbiamo considerarli delle stupende macchine per mandare avanti l'ecosistema, perché teniamo presente che un bosco con i lupi è un bosco più sano, perché senza i lupi i boschi sarebbero molto devastati dagli erbivori. Pensate, abbiamo 2 milioni di cinghiali in Italia, almeno 2 milioni di cinghiali, quindi del lupo abbiamo necessità. Però l'importante è saperlo gestire in un modo corretto, senza nessun tipo di allarmismo. Nel bosco si trovano molte tracce e fanno paura quelle del lupo, ma dovrebbero preoccupare di più quelle lasciate dall'uomo, inequivocabili segno della sua inciviltà.